Che le attività delle regioni in fascia gialla fossero escluse dal Ristori-ter, gli esercenti lo sapevano. Ciò non toglie che molti, soprattutto nel settore dei bar e ristoranti, siano in grande difficoltà a fronte della riduzione delle aperture e del crollo dei consumi. C'è la percezione che la situazione possa in qualche maniera, si possa tenere duro, ecco, come categoria, come orizzonte temporale massimo fino alle festività di Natale. Cioè se non c'è uno scenario diverso che cambia, per tanti di noi sarà molto dura poi fare progetti per un altro anno. Gli esercenti confidano in nuove misure di sostegno, ma c'è la consapevolezza, continua la presidente di FIPE Treviso, che non tutti ce la faranno. Dall'altro lato, le imprese dei settori produttivi, dal manifatturiero allo sport system alla moda, chiedono un piano complessivo di investimenti. Ma più che di ristori qui c'è bisogno di un rilancio del sistema paese, del sistema produttivo. Il ristoro ti dà una mano al momento, e invece bisogna pensare a come far ripartire l'economia una volta superata la crisi e l'emergenza del Covid. È questo quello che si attende l'impresa, non un aiuto così temporaneo, ma bensì una strategia per mantenere l'occupazione, per creare investimenti. Drammatica la situazione delle imprese del settore turistico, principale voce dell'economia del Veneto, con un fatturato annuo stimato in 18 miliardi di euro. Nella migliore delle ipotesi, il Veneto quest'anno in alcuni territori ha perso solo, si fa per dire, il 50%. Ci sono territori come la disgraziata Venezia che sta perdendo il 90% e lo perde da novembre dell'anno scorso. Voi capite che di quei 18 miliardi presumibilmente 10-11 sono andati in fumo. È una cifra immensa, ripeto, a paragone di altre regioni nelle quali il turismo ha un'incidenza marginale. Per noi questa è una disgrazia grande.